In attesa che la SRR affidi l'appalto per la gestione del servizio dei rifiuti in 11 comuni, la cui durata sarà quinquennale, Palazzo dei Giganti bandierà subito entro la settimana una gara ponte per garantire l'estensione della raccolta differenziata a tutto il territorio comunale già alla scadenza dell'attuale contratto. L'avvio del nuovo corso è previsto per il mese di luglio. Questo consentirà, in vista della bollettazione 2018, un risparmio per i contribuenti agrigentini. Ma chi la raccolta differenziata, come il quartiere di Fontanelle chiamato a sperimentare il servizio, la mette già in pratica, che benefici avrà nell'immediato? Se l'era chiesto qualche giorno fa Marcella Carlisi del Movimento 5 Stelle, se lo chiede adesso, rilanciando la questione, il consigliere comunale Marco Vullo. Nella bolletta della spazzatura non hanno ricevuto sostanzialmente nessun tipo di riduzione. Anche lì bisogna capire se è stato previsto, se si è pensati che questi cittadini abbiano delle riduzioni e delle agevolazioni. E Vullo pone l'accento anche su un'altra questione, quella legata alle famiglie con figli che frequentano l'università fuori dalla città dei templi e che pagano la Tari già altrove. Oggi noi gli abbiamo mandato una bolletta comprensiva del costo di questi figli universitari che già pagano la spazzatura negli altri comuni dove spostano momentaneamente la residenza per motivi di studio. E anche qui bisogna fare una variazione al regolamento comunale e ce ne faremo carico, me ne farò carico personalmente io come proposta da portare in Consiglio Comunale. Un altro tema attuale e spinoso riguarda poi i livelli occupazionali. L'assessore Fontana ha assicurato che non ci saranno licenziamenti per il personale ritenuto in esubero dal momento che dovrebbe essere distribuito sull'intero sistema SRR, ma anche qui Vullo prova a tenere alta l'attenzione. Bisogna cercare di trovare adesso delle soluzioni in tempo per far sì che abbiamo una raccolta differenziata forte e pesante sul territorio di Agrigento, abbiamo un servizio migliore, ma nello stesso tempo dobbiamo trovare le soluzioni per far sì che tutte le forze lavoro rimangano al suo posto per scongiurare qualsiasi notizia di licenziamento. E infine il consigliere comunale di Agrigento lancia un allarme, quello legato ai sacchi di spazzatura lasciati a Villasete e Monserrato provenienti dai paesi vicini che praticano già la raccolta differenziata. È ovvio che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che sembra strano, forse qualche paese vicino è partito con la raccolta differenziata e magari qualcuno pensa di differenziarla da Agrigento. Non funziona così. L'appello che faccio all'amministrazione, anche se so che l'assessore Miccichè sta facendo un ottimo lavoro in questo senso, è quello di potenziare i controlli. Bisogna far sì che questa gente che commette degli errori, commette delle infrazioni, venga punita.